Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, sospeso dall'incarico il direttore dell'azienda sanitaria provinciale, Giuseppe Angelo Reina. È indagato per violenza sessuale su una collega medico-chirurgo. La procura, che lo accusa di più episodi di abusi, voleva arrestarlo. Messina, i familiari di Sara Campanella, vittima di femminicidio, denunciano la madre di Stefano Argentino, il reo confesso che si è suicidato in carcere, reati ipotizzati, favoreggiamento, concorso morale. Argentino chiamava mongola la vittima mentre chattava con la madre. Si è costituito nel carcere di Bollate, vicino a Milano, Antonello Montante, l'ex leader degli industriali siciliani, accusato di avere condizionato la vita politica della regione attraverso una rete di funzionari pubblici infedeli, dovrà scontare una pena non inferiore a 4 anni e 5 mesi. Lotta al traffico di droga, 4 arresti a Palermo e 2 obblighi di dimora. Un'azienda agricola serviva da copertura a un maxi traffico di marijuana, un mercato florido che garantiva grossi guadagni. Catania trova un portafogli con 700 euro e lo restituisce al proprietario, protagonista del gesto esemplare di onestà, un giovane senegalese, uno dei tanti venditori ambulanti in città. Guerra dei rifiuti a Taormina. Per il sindaco De Luca devono essere depositati solo di notte, dall'1:30 alle 5 del mattino, ma il comitato Diritto al Sonno contesta la validità dell'ordinanza, cancella l'inviolabile necessità del riposo. Buon compleanno Salvo Saitta, uno dei padri del teatro catanese, compie 80 anni. Questa sera festa grande a San Giorgi di Catania. Ancora a Catania la banda dell'esercito rende omaggio al cigno catanese Vincenzo Bellini. Ieri sera concerto alla Villa per inaugurare la tournée siciliana dell'ensemble. Sul palco anche gli allievi del conservatorio. Bentrovati. Dunque, indagato per violenza sessuale su una collega, Giuseppe Angelo Reina, ex primario e attuale direttore sanitario dell'azienda sanitaria di Catania, per lui è scattata la sospensione di 1 anno. La procura ne aveva chiesto l'arresto. Lorena Dolci. Lui primario, dirigente sanitario in carriera, arrivato a scalare il vertice dell'ASP di Catania. Un alto papavero col potere conquistato in corsie di ospedale e sale chirurgiche. Un potere che ha consentito a Giuseppe Angelo Reina, 63 anni, attuale direttore sanitario dell'ASP di Catania, di abusare di colleghe, non solo avanze, ma anche atti di violenza sessuale. Secondo l'accusa, quando era primario delle unità operative complesse di chirurgia di Biancavilla e di Paternò, avrebbe tenuto comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali dal personale femminile della struttura, forte del suo ruolo gerarchico e anche durante i turni di lavoro. Di vari episodi contestati dalla procura e che sarebbero andati avanti per anni, il GIP ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza per una sola violenza sessuale commessa nei confronti di una collega donna medico-chirurgo e sua sottoposta. Approfittando dello stato di soggezione della vittima, contesta la procura, l'avrebbe indotta a subire atti sessuali, episodi avvenuti anche in presenza di pazienti e con gesti così rapidi, scrivono i magistrati, da impedire alla donna di sottrarsi alla sua azione, di difendersi o comunque di manifestare anche soltanto il suo dissenso. I fatti contestati sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza. Con l'accusa di violenza sessuale, la procura di Catania aveva chiesto l'arresto di Reina, ma il GIP ha concesso solo la sospensione per 1 anno da tutti gli incarichi. La procura deciderà se impugnare il rigetto. A Palermo saranno assunte dall'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali 2 donne vittime di violenza, già rilasciati i relativi nulla osta necessari per l'ammissione al lavoro delle donne che avevano fatto regolare domanda. La Sicilia è la prima regione italiana ad attuare quanto prevede questa nuova legge,
a favore di chi ha subito abusi. Messina, i familiari di Sara Campanella, vittima di femminicidio, denunciano la madre di Stefano Argentino, il reo confesso che si è suicidato in carcere. Ipotizzano questi reati: favoreggiamento e concorso morale. Argentino chiamava mongola la vittima mentre chattava con la madre. Francesco Triolo. Non luogo a procedere per estinzione del reato, per morte del reo. La sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Messina dopo una breve camera di consiglio del processo a Stefano Argentino, suicida nel carcere di Gazzi dove era detenuto per il femminicidio di Sara Campanella, chiude il processo penale ma non la vicenda giudiziaria. Il colpo di scena arriva con la presentazione da parte dei legali della famiglia di Sara di una memoria nella quale annunciano che presenteranno un esposto alla Procura di Messina nei confronti di Daniela Santoro, la madre di Stefano Argentino, per valutare se sussistano le ipotesi di favoreggiamento e concorso nella commissione del reato commesso dal figlio che era imputato per omicidio aggravato premeditato. Depositati anche dei messaggi in cui la madre gli scriveva dai tempo al tempo volere e potere, ma addirittura Stefano Argentino chiamava Sara mongola mentre chattava con sua madre e metteva la stessa anche al corrente dei suoi pedinamenti. Vogliono andare avanti, quindi i familiari di Sara lo vogliono fare per darle giustizia. Prego. Sinora c'è stato silenzio necessario per un dolore così grande, ma noi siamo qui per la giustizia di Sara, perché Sara deve avere giustizia. Vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità, e allora si trovino. Voi pensate che siano responsabilità della mamma di Argentino? Non mi esprimo, ci saranno i miei avvocati che stabiliranno il tutto. Cosa vi aspettate adesso? Solo un istante. La verità, quella che sinora è stata cambiata, adattata alle proprie convenienze. All'udienza non era presente nessuno della famiglia di Argentino, ma c'era l'avvocato Stefano Cultrera. Mi lascia un po' basito perché se effettivamente, come è stato detto, queste responsabilità emergerebbero dagli atti di indagine, come mai allora non è stato proprio il PM in corso di indagine, quindi quando ancora Stefano era vivo, a fare una variazione del capo di imputazione e iscrivere altre persone nel registro degli indagati? Si è costituito nel carcere di Bollate, vicino a Milano, Antonello Montante, l'ex leader degli industriali siciliani, accusato di avere condizionato la vita politica della regione attraverso una rete di funzionari pubblici infedeli. Dovrà scontare una pena non inferiore a 4 anni e 5 mesi. Maglio Viola. Per oltre un decennio, forse anche 2, ha condizionato la vita politica siciliana grazie a una serie di dossier su uomini e donne delle istituzioni a tutti i livelli che aveva raccolto nel tempo grazie a una vera e propria rete di informazioni riservate. Ora deve rispondere di almeno 3 episodi di corruzione e di accesso abusivo alle banche dati delle forze dell'ordine. Si aprono definitivamente le porte del carcere per Antonello Montante, l'ex leader degli industriali siciliani. Si è costituito lui stesso ieri sera nel carcere di Bollate a Milano. Montante dovrà scontare una pena definitiva non inferiore a 4 anni e 5 mesi. La sentenza di condanna è ormai passata in giudicato per decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato una parte della stessa sentenza di secondo grado, quella riguardante l'associazione a delinquere, ma confermato la corruzione. Rispetto agli 8 anni cui era stato condannato in appello, Montante dovrà scontare una pena più lieve, ma questa pena non potrà essere inferiore a 4 anni, 5 mesi e 20 giorni. Per questo la Corte d'Appello di Caltanissetta ha deciso di non attendere l'udienza di riconteggio e ha emesso un decreto di esecuzione pena che è stato notificato al legale di Montante e alla squadra mobile per eseguire l'arresto. Montante però non era in sede ed è stato lui stesso a scegliere di costituirsi a Milano. Nelle prossime settimane a Caltanissetta si terrà l'udienza che stabilirà per quanto tempo dovrà restare in carcere l'ex uomo potente di Confindustria. Secondo i calcoli dei magistrati si parte almeno da 6 anni e non 4 anni e mezzo, ma saranno sicuramente meno degli 8 originali. A questi andranno sottratti 1 anno e mezzo di detenzione in attesa di giudizio ed è certo che la difesa presenterà da subito una istanza al Tribunale della Libertà anche prima che il riconteggio della pena sia definitivo. A Partinico, nel Palermitano, un'azienda agricola serviva da copertura a un maxi traffico di marijuana. 4 arresti, un giro importante sotto un'attività che apparentemente risultava legale. Marco Gullà.
Apparentemente era dedita alla coltivazione di cannabis light, ma in realtà nascondeva un vero e proprio traffico di marijuana ad alto principio attivo. Operazione antidroga della polizia a Partinico, dove è stata scoperta un'azienda agricola che era stata convertita in produzione di canapa indiana. Il giro d'affari superava il €500.000. L'azienda partinicese produceva marijuana, 4 persone finiscono ai domiciliari, obbligo di dimora per gli altri 2 indagati. Le indagini hanno permesso di scoprire il ruolo dei 6 che svariavano dalla coltivazione, essiccazione e confezionamento della droga. Un'organizzazione capillare dell'attività da effettuare grazie a specifiche competenze nel settore agricolo e alla disponibilità di terreni di proprietà e macchinari adatti alla pulitura delle foglie di marijuana. Lo stratagemma utilizzato consisteva nell'alternare la cannabis light del tipo purple, del tutto legale, con piante di canapa indiana ad elevato coefficiente drogante, così da camuffare la produzione vietata. Lo smercio, secondo gli investigatori, avveniva soprattutto nella zona di Partinico, Cinisi e Trappeto, un mercato florido che garantiva ai 6 indagati guadagni importanti sotto un'attività che risultava legale. La circonvallazione di Acate che diventa pista per l'ennesima corsa clandestina di cavalli. È successo domenica scorsa all'alba. È un fenomeno non nuovo, anzi continuo, tra degrado, scommesse illegali, criminalità organizzata e che ora preoccupa anche le istituzioni locali. Gerry Italia. Cavalli lanciati al galoppo preceduti da una staffetta di scooter e moto ad alta velocità. Così all'alba di domenica scorsa la circonvallazione di Acate si è trasformata ancora una volta in pista clandestina. Poco dopo le 5:30 del mattino decine di giovani, anche minorenni, hanno assistito e documentato la corsa con video diffusi sui social, a poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri. Scene che raccontano non solo la sfida illegale ma anche il disprezzo per le regole e per lo Stato, perché dietro a queste competizioni si muove un sottobosco di stalle abusive, cavalli tenuti in condizioni di degrado estremo e doping per aumentare le prestazioni. Un giro che secondo l'OIPA vede la partecipazione non solo di pregiudicati, ma anche di giovanissimi sempre più attratti da questa subcultura dell'illegalità. Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, rilancia l'appello alle istituzioni: servono controlli costanti e un fronte comune per fermare un fenomeno che rischia di radicarsi nel tessuto sociale. Le indagini sulle corse clandestine hanno già svelato in passato legami con la criminalità organizzata e la presenza di fantini con precedenti penali. È lo stesso motivo che portò nel 2009 alla sospensione del Palio di San Vincenzo, tradizione storica della città, che il sindaco vorrebbe ripristinare. Non posso che esprimere un grandissimo rammarico. Acate è indissolubilmente legata al cavallo, vista la tradizione ultracentenaria di un palio che purtroppo non si tiene da qualche anno e che noi come amministrazione vorremmo riportare in auge. Episodi del genere che vanno fortemente condannati ovviamente non ci aiutano su questa strada. Oggi, con nuove generazioni coinvolte e un giro d'affari che non si ferma, il timore è che Acate torni a essere epicentro di un'attività criminale diffusa e radicata. Lampedusa, ancora giallo sul relitto trovato a poche miglia dall'isolotto di Lampione. Gli specialisti della Marina Militare dicono che non si tratta né di un'arma né di un frammento radioattivo, nessun pericolo insomma, magari non si capisca ancora che cosa sia quell'oggetto cilindrico galleggiante con scritte israeliane, forse il frammento di un satellite spaziale. Intanto sempre a Lampedusa 74 migranti, tra cui un neonato e una donna incinta, sono approdati su 2 barche nonostante le cattive condizioni del mare. Sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove adesso ci sono 1400 rifugiati. Per alleggerire le presenze nella struttura è stato organizzato il trasferimento di 180 migranti con un volo diretto a Bergamo. Catania trova un portafogli con 700 euro e lo restituisce al proprietario. Protagonista del gesto esemplare di onestà, un giovane senegalese, uno dei tanti venditori ambulanti in città. Lorena Dolci.
Ecco Samba e Salvatore, una foto che racchiude una piccola storia di onestà, un gesto raro che diventa eccezionale quando contraddice tante narrazioni sugli stranieri che arrivano in Italia. Samba Youm infatti è un senegalese di 31 anni, uno dei tanti Vukumpra che ci capita di incontrare nei mercatini. Sabato scorso trova per terra un portafoglio, dentro ci sono 700 euro e documenti. Samba rintraccia il proprietario e 2 giorni dopo parte da Catania e lo riporta a Salvatore Monaco, un elettrauto di Giardini Naxos, che racconta commosso quel gesto inaspettato. Ho premesso anche che non hanno toccato nessuno, c'erano ingenti somma nel portafoglio, non hanno toccato nulla. Poi non le dico la bontà di questi ragazzi che non volevano neanche che io lo ricompensassi con qualcosa, cosa che ho fatto, giustamente ho fatto il mio dovere. In questo video girato dal nipote di Samba, il momento della consegna, fatta proprio come si vede, senza aspettarsi niente in cambio. Vi ringrazio di cuore, loro, la loro umiltà, la loro dolcezza, ragazzi che meritano di stare in un territorio come l'Italia, che a volte ci sono dei pregiudizi, ma non tutti siamo uguali. Un grazie ed un impegno. Farò di tutto, dice l'elettrauto, per garantirgli un posto regolare nel nostro mercatino. Complimenti a Samba, ai suoi amici senegalesi, ci restituiscono davvero un po' di fiducia. Intanto a Taormina è guerra dei rifiuti. Il sindaco De Luca ha deciso che debbano essere depositati solo di notte, dall'1:30 alle 5 del mattino e basta. Ma il Comitato Diritto al Sonno contesta la validità di questa ordinanza perché dice cancella l'inviolabile necessità del riposo. Desiree Ferlito. Una signora anziana che dal balcone della sua abitazione in prossimità del corso di Taormina si disfa di un sacchetto della spazzatura gettandolo dal balcone. Il video della signora, condiviso sui social dal sindaco De Luca, non possiamo mostrarvelo, è stato lo stesso sindaco a rimuoverlo dopo essere stato rimproverato dalla madre. Ma questo è servito ad accendere la già calda battaglia per l'ordinanza sugli orari di conferimento dei rifiuti a Taormina, che obbliga i residenti del centro storico a conferirli tra l'1:30 e le 5 del mattino per 7 mesi l'anno. È una regola che colpisce soprattutto anziani, lavoratori e persone fragili che evidentemente hanno delle difficoltà a farsi aiutare da parenti e amici in quegli orari notturni. La polemica sui social è stata immediata, un'agonia mediatica contro una donna anziana, il volto disumano di questa ordinanza, scrive il Comitato per il diritto al sonno, uno dei principali soggetti oppositori del Primo Cittadino, che chiede orari di conferimento più urbani. Noi ci siamo subito schierati in modo solidale con la signora e chiediamo nuovamente con forza che venga ripristinato il nostro diritto, il diritto a riposare, il diritto di avere almeno 7-8 ore consecutive di sonno. Azioni di questo genere rischiano di allontanare i residenti dal centro storico e trasformare Taormina in quello che è un palcoscenico senza anima. Buon compleanno Salvo Saitta, uno dei padri del teatro catanese, compie 80 anni. Questa sera grande festa al San Giorgi di Catania. Desiree Ferlito ancora. Quanti spettacoli hai fatto? Ci sono chi che hanno fatto 100 film. Io ho fatto 10 film e 177 lavori. Salvo Saitta, volto storico del palcoscenico catanese, tra i pilastri del teatro siciliano, celebra oggi 80 anni, 177 spettacoli e una vita trascorsa a calcare palcoscenici. Intanto auguri. Grazie. Quanti di questi dedicati al teatro? Ma diciamo 70, perché a 10 anni cominciai a giocherellare con il teatro e giocherellavo perché già lo avevo in me il teatro. Mio papà, mio hermano, come facevo io ora, mi portava a teatro perché mio papà, essendo vigile del fuoco, mi faceva girare tutti, mi portava con sé e andavamo sia al cinema che al teatro. Hai interpretato grandissimi classici del teatro, tu ce n'è uno in particolare, uno spettacolo in particolare che ti è rimasto dentro al cuore, che ti piace interpretare? Ce ne sono più di uno. Quello a cui tengo molto è il Così e se vi pare. È stato uno dei lavori più impegnati per me in giovinezza e mi è rimasto dentro.
il signor Ponza, questo ambiguo personaggio assieme alla signora Frola, è l'ambiguità della nostra mente, questo uomo solo, anche lui, solo come lo intende Pirandello ovviamente, giusto? Solo con se stessi, no, non basta essere soli con se stessi, si è soli quando si è dal di fuori e si vedono vivere gli altri in una certa maniera, capisci? Che cos'è per te il teatro? Ma sai, per me ormai il teatro è tutto. Ancora tanti auguri a Salvo Saita, stasera grande festa dicevamo al Teatro San Giorgio di Catania. Restiamo qui, la banda dell'esercito rende omaggio a Vincenzo Bellini, il cigno catanese. Ieri sera concerto alla Villa per inaugurare la tournée siciliana dell'ensemble e sul palco anche gli allievi del conservatorio. Orazio Longo. Sul palco anche gli studenti del conservatorio al fianco dei musicisti della banda. L'esercito italiano ha reso omaggio a Vincenzo Bellini, il cigno catanese di cui ricorre quest'anno il 190° anniversario della scomparsa. Sotto la bacchetta del maestro Filippo Cangiamila, l'ensemble ha proposto un programma variegato, dalla sinfonia della Norma di Bellini alla fantasia per clarinetto di Carlo della Giacoma sui motivi della cavalleria rusticana di Mascagni. La banda dell'esercito è formata da moltissimi orchestrali siciliani o di origine siciliana. Io stesso sono nato a Palermo circa 40 anni fa, quindi per noi è veramente un motivo di orgoglio. In un momento storico in cui gli eventi internazionali ci pongono di fronte a divisioni e conflitti, sentiamo più che mai il bisogno di riscoprire ciò che ci unisce, ha detto il sindaco Trantini. E nulla unisce, a mio avviso, più della bandiera, più del nostro tricolore che ci avvolge, ci fa sentire il riparo. Una città che si tinge di cultura perché è una città che con la cultura si vuole riscattare, vuole rinascere, vuole riemergere, vuole veramente risorgere così come nel nostro DNA. A concludere la serata, l'inedito Terra Sicula, eseguito per la prima volta, è l'inno di Mameli cantato da Lucia Rubero. Evviva! È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio, rimanete con noi, vi aspetto. Calcio, Torre del Grifo, il logo ma anche il recente mercato sono alcuni dei temi trattati dal direttore generale del Catania Zarbano e dal direttore sportivo Pastore. Sentiamo Marco Caldi. Il punto del lavoro fatto finora, soprattutto sul mercato, ma anche inevitabilmente lo sguardo rivolto al futuro con tappe importanti come Torre del Grifo e il logo. Il direttore generale e il direttore sportivo del Catania partono dal metodo, lo fa Zarbano. Nessuna rivoluzione, dice, ma chiarezza dei ruoli. E sull'avvio fulminante specifica, siamo solo all'inizio. Si parla anche di cifre, dopo i numeri dello scorso bilancio con le perdite, poi ripianate dalla proprietà. Quello che io dal 30 giugno 2025 è un bilancio che è comunque in perdita, perdite che sono state coperte dall'azionista. Nonostante questo però, in questa sessione di calciomercato abbiamo ottenuto anche un notevole risparmio da un punto di vista economico e finanziario. C'è stato un abbattimento del monte ingaggi che si ripercuoterà nel bilancio del prossimo anno. Torre del Grifo, se sarà assegnato al Catania, ha confermato che si partirà dalle esigenze della prima squadra. I campi, dunque. Sul logo, dice Zarbano, richiesta fatta 2 mesi fa ma attesa da parte della curatela. Squadra, Di Tacchio ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Celli, Caturano e Rolfini fanno lavori differenziati. Chiuso il mercato estivo, i rinnovi diventano la priorità. Non tutti i giocatori in scadenza potranno rinnovare, ma si vuole tentare di tenere gli atleti validi che sono in gruppo. Non è scontato che ci possa essere un rinnovo per chi ha scadenza. Un professionista fa il professionista e si comporta da tale fino alla fine. Ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie per le 20. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio.